Talipapot, 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 Talipapot. Buongiorno a tutti, come avrete capito oggi faremo il Talipapot. Ragazzi, siamo arrivati a 500 iscritti, questo è, noi siamo troppo felici. Cin cin, grazie mille, grazie mille. Bene, percorso terminato, ce ne sono in verità due. Il primo, il più lungo, dura 2 ore e 45 minuti, il secondo più corto dura 1 ora e 40 all'incirca. Entrambi sono molto piacevoli e ben segnalati e impossibile perdersi. Adesso vi mandiamo alla cartina tabacco e vi spieghiamo esattamente quello che abbiamo fatto oggi. Via la carta tabacco. Eccoci qui alla carta tabacco per spiegarvi un percorso veramente molto semplice. Allora, voi arrivate con la macchina fino a Stolvizza, parcheggiate nei pressi della trattoria all'arrivo. Già da qui vedrete le indicazioni del sentiero. Allora, il sentiero è questo ed è molto semplice, come vedete non c'è nessun tipo di problema. Una volta arrivati qui a questo bivio potete decidere se svoltate a sinistra farete il percorso più breve, che è questo, ed è sempre ben segnalato, non vi preoccupate, non vi perdete, è facilissimo. Altrimenti invece se svoltate a destra qui attraversate il ponte e prendete questa stradina qua che vi farà fare invece il sentiero più lungo, che appunto è questo, vedete, vi porterà fino su a Stolvizza e al parcheggio dove avete lasciato la macchina. Allora, ci hanno detto che questo sentiero è particolarmente bello in inverno quando nevica, per fare una bella ciaspolata. Il periodo è giusto, ha nevicato da 2 giorni. Se avete in mente di fare un'uscita, questa potrebbe essere un'idea interessante. Come sempre speriamo di esservi stati d'aiuto. Il video termina qui. Un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao a tutti.